benvenuti. Oggi è martedì 27 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 4:05 e cala alle 19:22. Oggi la Chiesa celebra San Cirillo. Il nome Cirillo significa giovane re e viene dal persiano. Il suo numero fortunato è il 3, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo è il piombo. Se avvertite l'irritazione tipica da morso di zanzara, allora la buccia di banana potrà venirvi in soccorso. Sfregate l'interno della buccia sulla parte interessata e l'infiammazione e il prurito saranno più lievi. La scia odorosa che lascerete? Sicuramente no. Compie oggi 68 anni Isabelle Adjani, attrice francese icona di bellezza. Ha lavorato con registi dal calibro di Truffaut e Polanski. Tra i suoi film più famosi ricordiamo L'inquilino del terzo piano e Nosferatu. Buon 48esimo compleanno a un altro attore, lo statunitense Tobey Maguire, noto soprattutto per aver interpretato Spider-Man. A 14 anni il suo primo ruolo nel Piccolo grande mago dei videogames. Tra gli altri film, Le regole della casa del sidro e Il grande Gatsby. Restiamo nel mondo del cinema con il terzo festeggiato di oggi. Sono 57 le candeline per J.J. Abrams, autore newyorkese che ha creato la serie televisiva Lost, una delle più seguite della storia. Per il grande schermo ha diretto il terzo atto di Mission Impossible, Star Trek e 2 episodi di Guerre Stellari. È uno dei più grandi misteri risolti nella storia italiana recente e dopo decenni di indagini, perizie e processi non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro del DC-9 Itavia, esploso nei cieli a nord di Ustica il 27 giugno del 1980. 81 i morti, tra i quali 13 bambini. Secondo l'ipotesi ritenuta più probabile, l'aereo si sarebbe trovato del tutto casualmente in una zona interessata da operazioni di guerra e sarebbe stata colpita da un missile. Con i ritmi sempre più frenetici della nostra vita, spesso non riusciamo a goderci momenti piacevoli, come quello del sonno. Secondo uno studio, prima di andare a letto, circa il 93% delle persone conta quante ore ha a disposizione per dormire. Ma va? E adesso, per tutti gli appassionati, diamo ascolto ai preziosi consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi Mercurio cambia segno, va in Cancro e diventa acquatico. Vediamo se lo zodiaco comincerà a comunicare in maniera più empatica. Ariete, Mercurio inizia a farvi dispetti. Mercurio è quadrato dalla posizione del Cancro, il che significa che forse non capite molto bene alcune frasi che vi vengono rivolte, qualche telefonata fatta male o una mail dimenticata da spedire. Pazienterete un po'. Per tutto quello che invece riguarda gli affetti, al di là del dialogo, passione regna sovrana. Toro, giornata molto interessante oggi proprio perché la grande abbondanza gioviana e tutto il turbinio uraniano vi propongono una serie di eventi, cose e lavori che potrebbero essere tutti valutabili e geniali. Rimane ancora un po' di tensione in amore, forse è il caso di rassegnarsi al fatto che la compatibilità con una persona non è proprio quella sperata. Gemelli, divertentissima oggi la giornata nonostante i dubbi e le confusioni ancora imperanti. Eppure oggi sarete brillanti e divertenti proprio perché qualcuno o qualcosa per un impegno più o meno forzato al quale eravate riluttanti vi metterà invece al centro della scena. Cancro, non pentitevi se qualcosa o qualche sentimento non è andato proprio come volevate. Aver nutrito amore è sempre un successo, ma oggi sembra tornare qualche ex alla ribalta. Leone, giornata divertentissima per voi, tra una divina confusione che regna un po' su tutti i piani lavorativi per adesso. Oggi si trova comunque lo spazio per l'amore, anche per una discreta passionalità, si rinverdisce il rapporto con il partner e novità sembrano aprire spazio a nuove ipotesi.
Vergine, giornata oggi che vede una luna molto oggettiva. Oggi è un giorno ideale per occuparsi delle vostre finanze e per capire fondamentalmente dove vogliono andare a parare alcune persone con le loro proposte e o pretese. Bilancia, la luna oggi è splendida nei vostri gradi, la quadratura con il sole però vi rende un po' stressati, stanchi, ne avete ben nonde visto che il periodo è densissimo di cose da fare e quando passano i pianeti in Cancro sicuramente siete molto più stressati. Eppure la giornata oggi rivela una piacevole digressione, un incontro imprevisto potrebbe farvi avere qualche informazione inaspettata. Scorpione, giornata oggi un po' più romantica ed emotiva proprio perché la luna è nella vostra 12ª casa. Sogni, bisogni, affetti, bisogno di abbraccio. C'è sicuramente nel vostro cielo una ritrovata identità affettiva. Sagittario, vi aiuterà oggi la luna a ricomporvi e anche a rimettervi in forma, perché no? Siete comunque un segno molto legato allo sport e all'attività fisica. Attenzione però, perché Marte potrebbe sovraccaricarvi e alcuni di voi hanno bisogno di curare un pochino il fisico. Capricorno, giornata con una luna che ancora vi mette con le spalle al muro, un affetto vi chiede dei chiarimenti e qual è la vostra posizione. Dovrete essere del tutto sinceri. Acquario, una giornata che solletica moltissimo la voglia di ritrovare amici e di risocializzare. Nonostante Venere e Marte siano contrari, continuate a mietere vittime e successi, anche se le comunicazioni per adesso non funzionano molto bene e vi sentite un po' confusi, soprattutto in ambito lavorativo. Pesci, una giornata che prevede le suggestioni un po' distanti di una luna che però vi rimanda una serie di input emotivi, empatici, che potreste cogliere e utilizzare a vostro vantaggio. Ricordate che a volte un po' di furbizia serve sempre, soprattutto in amore. È il 27 giugno del 2007, quando Anthony Charles Langton Blair, detto Tony, lascia la storica sede di Downing Street e si dimette. Per 10 anni il politico scozzese è stato il primo ministro del Regno Unito, un leader controverso che molti ricordano per l'invasione in Iraq nel 2003 e per altri interventi militari nel Kosovo e in Sierra Leone. A prendere il suo posto sarà Gordon Brown. Give him an inch and I'll take a mile. Letteralmente, dagli un centimetro e farà un miglio. In italiano, se gli dai un dito, prende tutto il braccio. Un proverbio molto usato quando abbiamo a che fare con gente che approfitta della nostra generosità e del nostro aiuto. Può capitare infatti che la persona verso la quale ci siamo resi disponibili inizi a pretendere sempre di più, facendola diventare una consuetudine e aumentando le richieste e la frequenza. Sta ad indicare com'è facile pretendere sempre di più da chi si è reso disposto a dare qualcosa. Sicilia Play vi aspetta su YouTube. Seguite e rivedete tutte le puntate per non perdere nessuna puntata. Il matto di oggi è Aloïse Corbat. Trova impiego come governante presso la corte di Guglielmo II, per il quale sviluppa un'ossessione che la conduce a una diagnosi di schizofrenia e al ricovero in manicomio a 32 anni. Il suo disagio colpisce la memoria, l'intelligenza, il linguaggio, con la formulazione di neologismi. In manicomio comincia a scrivere poesie e a dipingere. Solo nel 1936 i medici del manicomio mostrano interesse per le sue opere. Aloïse aveva smesso di lottare contro la malattia, scegliendo di coltivarla e farne uso per trovare in essa stimoli per la sua arte e la sua vita. Ci salutiamo con la frase del giorno: perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più. Arrivederci a domani, un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.